Amici sportivi appassionati di calcio giovanile, amici di Sportisili, ben ritrovati al campo della Fincantieri per la sfida valida per il campionato regionale allievi under 16 di fronte CUS Palermo e Città di Trapani. Partita molto importante per entrambe le squadre. Ricordiamo che il CUS arriva a questa gara dalla sconfitta contro l'altra squadra trapanese, ovvero sia il Trapani Calcio, mentre di fronte c'è una squadra che cercherà di fare bene. Ovviamente un risultato in trasferta fa sempre comodo. Tutto pronto per l'inizio della sfida. A breve anche la lettura delle due formazioni per questo incontro. Tra l'altro ancora una volta siamo favorevolmente sorpresi dal vedere il terreno di gioco della Fincantieri in ottime condizioni, ma siamo pronti per raccontare la sfida che inizia in questo istante col primo pallone gestito dalla formazione ospite, che manovra da destra a sinistra con completo granata. Dall'altra parte il CUS con la solita maglia gialla con inserti neri, con pantaloncini e calzettoni per l'appunto neri entrambi. La battuta di questo fallo laterale in avanti, con la palla verso Viviano, fermato dall'intervento di Cascio in fallo laterale. Qui Tarantino, ma c'è un cambio rimessa, l'errore da parte di D'Alessandro. Pochi cambi, anzi a dire la verità praticamente nessun cambio, soltanto l'assenza di Schiavo in casa CUS Palermo rispetto alle partite precedenti. C'è Zora che agisce sul tridente con l'inserimento in mezzo al campo di Di Bella. Intanto subito calcio d'angolo per la squadra guidata da mister Di Fresco. Alla battuta dell'angolo va come di consueto Calisti. La battuta verso il cuore dell'area di rigore, tutti a vuoto. Poi c'è il tentativo di Di Bella che viene anticipato, allontana la difesa sui piedi di Zora. Altra conclusione ribattuta. È Città di Trapani che riesce a uscire, ma c'è il recupero palla da parte di D'Alessandro. Lancio lungo direttamente dalle parti di Viola, che commette fallo. Allora calcio di punizione. La palla recuperata intanto dall'altra parte con Di Bella che cerca questo tiro direttamente sul fondo. Pallone recuperato intanto da D'Alessandro che va a fare a sportellate con Gambina e la palla esce fuori, rimessa per il Città di Trapani. Rimessa in avanti, il colpo di testa dalle parti di Pirrera che per la terza gara consecutiva cambia posizione. Ha giocato terzino destro 2 gare fa, terzino sinistro la settimana scorsa e ci torna in posizione centrale al fianco di Mistretta. Tanto si continua a lottare e c'è un fallo laterale per il Città di Trapani. Fallo laterale con la palla che arriva in area, allontana Pirrera, poi stacca Di Vita. Ancora si lotta a centrocampo con Viviano che cerca di recuperare il pallone e ci riesce. Avanza Viviano col pallone incollato ai piedi, poi cerca l'apertura sulla destra per Tarantino. La corsa di Tarantino fermato però dall'intervento di Ederi. E palla che finisce direttamente in fallo laterale. Occhio alla palla in area intanto per Viola, anticipato. E poi l'uscita da parte di Zulian. Pallone lanciato in avanti, però sbaglia ancora il Città di Trapani. Altra rimessa
in favore del Cus Palermo, con D'Alessandro che cerca e trova Tarantino. Il controllo, spalla alla porta, poi lo scarico per Calisti che perde palla e favorisce il recupero da parte della formazione ospite. Poi ancora giro palla con il numero 6 Voltaggio per il Trapani, il servizio per Cascio che è anche il capitano. Poi prova ad arrivare Viviano, viene fermato ancora da Cascio con la palla che si spegne tra i piedi ancora dei giocatori del Cus, con Tarantino. Tarantino al cross direttamente sul portiere Zulian che fa sua la sfera. La palla messa in gioco direttamente verso Ederi. Passaggio centrale all'indirizzo di Voltaggio che viene però fermato dall'ottimo intervento da parte di Zora. Viviano. Tarantino di prima cerca Viola, la palla passa in qualche modo, viene fermato però. Allora ancora attacco vivo per il Cus, anche se qui spazza via la difesa trapanese, Mistretta in bello stile recupera palla. Calisti. Avanza Calisti, il tocco per Tarantino che è libero di controllare, gira verso Di Bella, il tocco in avanti, però né Viola né Viviano possono arrivare. Fallo laterale per il Città di Trapani, anzi forse calcio di punizione, no. Fallo laterale, il direttore di gara ha fischiato per indicare la direzione del fallo laterale. La chiusura di Danna nei confronti di Alongi, poi allontana non benissimo a dire la verità Voltaggio. E allora si riparte con un altro fallo laterale, questa volta in favore del Cus Palermo. La battuta per la palla che cade dalle parti di Viola sarà un'altra rimessa in favore della squadra di Mister Di Fresco con Dan. Si lotta sulla linea di fondo, Viviano arriva per primo, ancora Viviano cerca di destreggiarsi, lo scarico indietro per Zora che poi prova anche a lottare su quest'altro pallone, viene però fermato. Cerca di andare Di Bella sulla sfera ma viene anticipato. Altro lancio in avanti, anticipato però Alongi. Allora buon gioco Pirrera, all'indietro per Logalbo. Logalbo ieri protagonista con l'Under 17 della gara pareggiata per 1-1 contro il Trapani. Nel destino di questo weekend per il portiere del Cus giocare contro formazioni trapanesi. Intanto allontana Calisti sui piedi di Daleo che va alla conclusione. Tiro debole. Para Logalbo. Batte lungo D'Alessandro. L'intervento da parte di Cascio. Poi in qualche modo riesce ad uscire con Voltaggio il Città di Trapani. Palla lunga all'indirizzo di Gambina che lo insegue. Ma Pirrera fa buona guardia. Battuta lunga di Pirrera con la palla che supera Zora. Viviano controlla, anticipa Cascio e serve Di Bella. Può avanzare Di Bella con la palla in avanti, il triangolo che non si chiude, poi Viviano va a dar fastidio al suo avversario. Si tratta di Scaduto con la palla che si perde direttamente in fallo laterale. La palla persa dal Cus. Una nuova rimessa, questa volta in favore della compagine ospite. Si lotta lì in mezzo, recupera palla Zora nel contrasto con Santoro, poi Sfera che arriva dall'altra parte con la corsa di Alongi che allarga su Gambina. Avanza il numero 11 del Città di Trapani, chiuso da D'Alessandro che evita anche il fallo laterale.
e rende utile questo pallone. Qui Ederi in anticipo, poi si continua a giocare con Santoro fermato da Zora con un fallo secondo il direttore di gara, anzi il fallo lo ha commesso proprio il numero 8. Allora calcio di punizione con il mister Minaudo che protesta, si continua a giocare. Tarantino in avanti, anticipato Viola. Allora Voltaggio allarga sulla destra per Scaduto. Brutta palla qui del numero 2 Granata, e allora Cus che si ricompone e riparte. Danna spinge a sinistra, tanto campo da prendere Danna che allunga la falcata anche contro Scaduto, però si allunga troppo il pallone e Sfera che dunque si perde. Per un fallo laterale, una squadra rimessa dal fondo che è stata già battuta dal Città di Trapani, però ancora Cus in controllo del pallone con Lollo Pirrera che lancia lungo, chiude però la difesa con Ederi, ma ancora il numero 5 del Cus a gestire la sfera, a lanciare lontano, il controllo ancora di Ederi, questa volta però pallone giocabile per il Città di Trapani. C'è un fallo ai danni di Avena, numero 10. La battuta di Voltaggio di questo calcio di punizione, decide di girarla dai suoi compagni del pacchetto arretrato, in particolare da Di Vita. Il lancio del numero 4 controllato da Tarantino che può spingere la ripartenza, vince il rimpallo, però la palla prende la direzione di Santoro, lancio in avanti intercettato da Mistre. Danna, Viola, ottimo controllo, spalle alla porta Viola contro Scaduto, poi Di Bella alimenta l'azione, perde però il contrasto con Voltaggio che cerca di uscire, subisce fallo. Poche emozioni finora in questi primi 11 minuti e mezzo quasi del primo tempo, sempre parziale di 0-0 tra Cus Palermo e Città di Trapani, con la palla lunga all'indirizzo di Viviano, l'uscita comoda da parte di Alberto Maria Zulian. Mette subito dalle parti di Ederi, pressato da Tarantino, riesce a lanciare da Alessandro di testa, ma non riesce a tenere il pallone all'interno del rettangolo di gioco. Allora fallo laterale per la squadra granata con Ederi. La palla che arriva in qualche modo, forse c'è anche un fallo di mano di Alongi, ma si gioca. Tarantino la tiene e poi gioca in avanti verso Viviano, controllo elegante ma non perfetto, e allora può chiudere Cascio. L'uscita di Logalbo con un po' di titubanza, alla fine però arriva il numero 1 Mistretta. Qui la uscita in anticipo da parte di Voltaggio che allarga sulla destra per la corsa di Daleo. Daleo propone il cross che esce storto dal piede del numero 7 ospite, allora Sfera direttamente tra le braccia di Logalbo. Logalbo perde forse un attimo di tempo di troppo per far ripartire l'azione della sua squadra, poi decide, visto che non c'è nessuno libero sul corto, di andare direttamente verso l'altra metà campo con l'anticipo ai danni di Zora. La palla lanciata in avanti all'indirizzo di Alongi, Mistretta un po' in imbarazzo con Danna, poi alla fine recupera il Città di Trapani. Santoro lungo di testa Pirrera, forse un fuorigioco dell'arbitro non ravvisa, Mistretta cerca l'anticipo e alla fine lo trova. Calisti, Di Bella in avanti, allontana Di Vita, poi il colpo di testa di Calisti. Pirrera lancia lontano, poco fluido il gioco da entrambe le parti. Qui prova a pulire il pallone Voltaggio, lo serve per Ederi, lancio lungo alla ricerca di Gambina che scappa sull'out di sinistra. Gambina propone al centro, la palla viene ancora colpita male e allora si riparte ancora una volta dal fondo. Ricordiamo 18ª giornata del girone A del campionato regionale allievi under 16, di fronte la quarta e la settima forza con il Cus Palermo che
attualmente sarebbe in terza posizione a pari merito con Costagaia Adelcam, e terzo tempo, ma il Costagaia gode tra virgolette di una partita da recuperare, mentre il Città di Trapani ha appena 3 punti in meno e fondamentalmente a 3 punti dal terzo posto, ma si trova in settima piazza, anche se sarebbe più corretto parlare di sesto posto, visto che i punti sono gli stessi del Monreale, che ha giocato una gara in meno. Viviano cerca di allargare, trova il tocco di Ederi, poi va a contrasto, commette fallo. Direttore di gara che fischia. Calcio di punizione. Ricordo che a seguire resteremo qui e resteremo anche sugli under 16, sugli allievi regionali, perché scenderanno in campo la Fincantieri di Mister Adeola e la Junior Sport Lab. Una partita anche questa molto interessante, la Fincantieri che cerca di proseguire la sua marcia, ricordiamo, cammino imperioso, quello della formazione di Mister Adeola. 13 vittorie e 2 pareggi fin qui, contro la sesta forza del campionato, che è però in pienissima corsa per un posto ai playoff. Calcio di punizione per il Città di Trapani, chiude Mistretta sui piedi di D'Alessandro, porta avanti palla, il terzino destro, poi tocco per Tarantino. Tarantino, lo scarico per Calisti, che riesce a girarsi in qualche modo, poi la perde. Allora attenzione ad Alongi che va al tiro con il destro. Nel dubbio Lo Galbo va a prenderla perché non sapeva se il suo compagno l'avesse quantomeno toccata. Palla per D'Alessandro, la gira per Zora, che sbaglia la giocata. Con l'inquadratura ci perdonerete, ma per fortuna, o meglio, per sfortuna del CUS, per fortuna di chi sta guardando, non è successo nulla in questi secondi. Cascio, palla in avanti con il controllo da parte di Avena, che però la perde. Zora, Pirrera, la palla giocata in avanti, Tarantino non può arrivare perché c'è Bultaggio prima di lui. Ederi, cercato ma non trovato Avena, poi la palla colpita di testa da Cascio alle parti di Ederi, che non può evitare il fallo laterale. Rimessa per Tarantino, che ha spazio per girarsi, cerca il dribbling, non lo trova. Allora attenzione al tentativo di ripartenza subito però frustrato del Città di Trapani. Viola cerca di girarla Zora, trova il muro Granata, poi Mistretta rischia e sbaglia. Contatto tra Mistretta e Bultaggio, il direttore di gara che ravvisa intervento falloso del numero 6 di casa. E allora calcio di punizione per gli uomini di Mister Minaudo. Taglia tutto il campo Bultaggio, serve Ederi che rischia, sbaglia. Tarantino insegue il pallone, prova ad arrivare, non arriva. Cascio preferisce non accontentarsi del fallo laterale, alla fine la sua giocata si rivela positiva. Ancora Cascio che avanza, l'intercetto da parte di D'Alessandro, un po' scoperto se Città di Trapani, prova a approfittarne D'Alessandro. Viviano, anticipato ancora una volta dall'intervento di Ederi, poi lancio in profondità. E Pirrera che guadagna il fallo laterale, colpito in pieno Avena, colpito là dove nessuno vorrebbe mai ricevere una pallonata. Vai Pietro! Dai che ci sei, duro, via! Palla battuta in avanti, colpo di testa di Tarantino a campanile, poi quello tentato da Zora. D'Alessandro colpisce in avanti, poi subentra nell'azione anche da Leo. Mistretta perde l'equilibrio per un attimo ma non perde il pallone e calcia lontano. Vivian, palla in avanti, c'è la chiusura ai suoi danni, poi Tarantino recupera, si impegna per tenerla in campo, non ci riesce. La battuta in avanti di Ederi, colpo di testa da parte di Alongi,
quel giro palla del Città di Trapani che coinvolge Voltaggio. L'apertura a destra per Scaduto, che però non può arrivare. Brutta palla persa questa. Il controllo di Calisti, il lancio in avanti, il colpo di testa di Viola, poi di Bella forse sbilanciato. Viola non la tiene, va giù, l'arbitro fischia in suo favore. E calcio di punizione. C'è la battuta da parte di Bella per questo calcio di punizione. Siamo a metà esatta del primo tempo. Alla battuta di Bella, pallone che spiove nel cuore dell'area, sfiora appena D'Aleo. La palla diventa buona per D'Alessandro. D'Alessandro si accontenta del fallo laterale, si trattava di Di Vita con il colpo di testa. In ogni caso rimessa Cus. Tarantino. D'Alessandro non rientra in tempo dal fuorigioco. In ogni caso la palla di Tarantino era sbilenca per lui. La battuta di Cascio in avanti, tocca Tarantino, subentra nell'azione Avena che tocca per Santoro. Avanzare il numero 8, palla in avanti di testa Pirrera, sempre puntuale. Tarantino, la virata, lo scarico per D'Alessandro che lancia lungo. Viola, controlla, però prende in controtempo Viviano. C'è il lancio lungo, l'indirizzo di Alongi, Mistretta. Poi Città di Trapani che cerca di ripartire. Attenzione perché si è creato lo spazio per Gambina. Gambina con la palla messa al centro, Mistretta in qualche modo, poi Calisti. Tarantino male qui con l'esterno, regala la palla ad Alongi, poi sbaglia anche il numero 9 avversario. Tanti errori da una parte e dall'altra, poco spettacolo finora. È 0-0 che sembra l'unica soluzione possibile fino a questo momento. Tarantino fermato. Manca sicuramente alla squadra mister Di Fresco il cambio di marcia, gli strappi di Schiavo. Tarantino la gira in avanti, il colpo di testa da parte di Di Vita, poi lancio in avanti ancora di Tarantino, cerca Viviano, Cascio in anticipo, opta per il rinvio in fallo laterale, non riesce Ederi ad evitare la rimessa. La battuta di D'Alessandro prolunga Tarantino, poi Alongi dall'altra parte a cercare la giocata da parte di D'Aleo, poi rischia qualcosa il Città di Trapani, allora è costretto Scaduto a mettere in fallo laterale. Viola prova a girarsi Viola, la palla in area, Viviano anticipato, poi insiste nell'azione di Bella, fermato anche lui, tutto regolare secondo l'arbitro. Santoro allontana sui piedi di Calisti che prova a mettere ordine. Il dribbling di Calisti che poi passa centralmente da Tarantino. Tarantino cerca la porta con il destro, tiro deviato e c'è la presa semplice da parte di Zulian. D'Alessandro con l'anticipo su Gambina, con la palla centrale per la corsa di Viviano. Cascio prova a trattenerlo, quantomeno gli sbarra la strada e lo accompagna all'uscita con la palla che va direttamente in rinvio dal fondo. C'è il tocco intanto per Ederi che lancia lontano. Herrera la fa rimbalzare una volta, poi calcia male, sbaglia però anche Gambina e la rimessa per D'Alessandro. Zora non riesce a prolungare, tocca Tarantino.
Riparte con una punizione Città di Trapani. Qui il giro palla che coinvolge Cascio. L'avanzata, quel tocco centrale di Ederi. Chiude da Alessandro. Tarantino. Calisti. Zora in qualche modo prova a girarla per Di Bella, pressato. Infatti sbaglia. Qui c'è la chiusura però ancora di Di Bella ai danni di Daleo. Molto bene il numero 7 in maglia gialla. Poi lancio in avanti verso Alongi. Il colpo di testa. Ma era fuori gioco del numero 9. Allora si riparte con Mistretta, lancio lungo. Viola cerca di eludere l'intervento di Scaduto, ma il campo è finito e allora si riparte. La palla girata in avanti dal Città di Trapani con la corsa di Ederi, prova a scortare da Alessandro, in qualche modo ci riesce, infatti guadagna fallo laterale. Cercato Tarantino che prolunga dalle parti di Zora. Zora su di lui l'intervento di voltaggio, la rimessa è del Cus Palermo. Palla in avanti, non arriva Zora che ha però spinto Ederi. Il tocco largo di Di Vita per la corsa di Scaduto, lancio lungo, controllo da parte di Avena con l'intervento però da parte di Pirre. Zora in avanti, colpo di testa di Cascio, poi Ederi in avanti, chiude Calisti, poi subentra Voltaggio che apre a destra sulla corsa di Daleo, lo aspetta Danna che lo scorta fuori, rimessa per il Città di Trapani. La battuta lunga a cercare Avena, l'anticipo di Mistretta, altro fallo laterale qualche metro più avanti per la squadra ospite. Battuta questa volta verso l'area di rigore, c'è forse una spinta, si continua a giocare, Pirrera allontana, poi Tarantino perfeziona il disimpegno, ma la palla finisce direttamente in fallo laterale. Con la battuta di Ederi con le mani. La girata, poi il rilancio in avanti da parte di Avena, il colpo di testa di Daleo, spazza Mistretta, controllo di Santoro, Di Bella però lo anticipa, poi però è più scaltro Santoro a subentrare e a subire fallo, calcio di punizione. Calcio di punizione per il Città di Trapani. La battuta verso l'area di rigore. Di Bella non perfetto. Poi attenzione, la palla rimane lì. Il tiro di Alongi che va in gol, ma l'arbitro annulla. Probabilmente una posizione irregolare. In ogni caso ha rischiato enormemente qui il Cus. Allora può battere Lo Galbo. Battuta lunga, il controllo di Santoro sui piedi, anzi sulla testa, per meglio dire di Avena. Poi recupera il Cus con Tarantino che va al solito lancio lungo, intercetta Cascio, poi Zora recupera nel contrasto con Ederi, tocca anche per ultimo nel duello con Cascio, lo premia però il direttore di gara.
e fallo laterale per il Cus. Colpo di testa di Voltaggio, l'arbitro fischia fallo su Zora. Quando stiamo per entrare negli ultimi 10 minuti di questo primo tempo. Alla battuta di Bella di questo calcio di punizione, Conte passi il numero 7 della formazione di casa in 6 del Cus in area di rigore, con la battuta che parte, intercetta Voltaggio, poi spazza male Avena di testa per lunga Zora, poi Viola in rovesciata con la palla che spiove in area di rigore, la può controllare ancora Voltaggio, la palla giocata in avanti su Gambina che può spingere. Gambina converge il numero 11 Granata per la palla centrale all'indirizzo di Alongi che sbaglia, non ne approfitta del tutto Viola e spazza via Di Vita, poi Pirrera verso D'Alessandro che anticipa Ederi, non riesce a tenerla in campo. Rimessa verso Gambina, cambio rimessa. La battuta di D'Alessandro verso Tarantino che la gira, colpo di testa di Voltaggio che poi ancora una volta sempre di testa. Viola, spalla alla porta, prova a girarla verso Viviano, la palla è buona, Viviano la tiene in campo, non viene però un buon cross, allora Cascio può spazzar via. Il controllo di Tarantino che però agevola l'intervento degli avversari. Di Bella recupera, allarga su Danna che però arriva con un istante di ritardo, allora prova a ripartire Avena ma non controlla. Pallone spazzato da Santoro, a vuoto tutti di testa, poi Pirrera dove c'è Santoro. Gambina cerca il controllo contro D'Alessandro, si gira verso il centro, alza la testa, cerca i compagni, va dall'altra parte a provare ad armare la corsa di Daleo che viene anticipato, ma ancora Daleo si accontenta del fallo laterale. Battuta in avanti da parte di Scaduto, colpo di testa e calcio d'angolo per il Città di Trapani con l'intervento da parte di Danna. Prima opportunità dalla bandierina per la squadra di mister Minaudo, con Avena che va alla battuta col sinistro, quindi effetto a rientrare sulla sua battuta. Pallone nel cuore dell'area, ancora Danna e ancora calcio d'angolo. Ancora la battuta al centro, colpo di testa di D'Alessandro, ma c'è nuovamente Avena sul pallone, nuovamente palla dentro col sinistro deviata, allontana Danna tagliando tutto il campo in orizzontale, rischiando molto ma trovando Tarantino. D'Alessandro anticipato da Ederi, riesce a giocarla in avanti ma la palla termina oltre la linea laterale. Allora può andare ancora Ederi con le mani, colpo di testa di Alongi però troppo solo il numero 9 trapanese. Pirrera può giocare in avanti ma sbaglia anche lui. Squadre molto raccolte nella fascia centrale del campo ma poco efficaci, poco pericolose quando c'è da offendere. Qui D'Alessandro, anticipato Zora che torna sul pallone, l'ultimo tocco è di Zora,
Allora Voltaggio lascia la battuta a Ederi. Qui Calisti disturba Gambina che tocca in fallo laterale. La rimessa di D'Alessandro. Anticipato Tarantino, questa volta la spinta c'è. Pirrera, Calisti, evita l'avversario Calisti, inseguito però ancora sempre il capitano del CUS che riesce a passare. Calisti, palla sempre incollata al sinistro, cerca di creare spazio, poi arriva Viviano, Zora subentra, finta il tiro col sinistro, ancora Zora, lo prova col destro, la palla però si spegne tra le braccia di Zulian. Anche questa va annotata tecnicamente come occasione per il CUS a 5 minuti dalla fine del primo tempo. Zora allarga male, poi Mistretta esce, vince il rimpallo con Santoro, subentra da Leo. Voltaggio rischia e infatti sbaglia, poi per sua fortuna un guizzo che consente di recuperare palla. La palla giocata in avanti da Ederi è sbagliata. Da Alessandro, Tarantino, ancora da Alessandro che cerca di girarla in avanti verso Viviano, che però è ben guardato da Cascio. Ederi lancia, colpo di testa di D'Alessandro, poi Tarantino in anticipo su Ederi col fallo. Il controllo da parte di Di Vita che rischia qualcosa in uscita, palla al piede, poi riesce ad allargare per Scaduto che lancia lontano. Alongi insegue, ma c'è Mistretta in anticipo, palla in fallo laterale direttamente davanti a Mister Di Fresco. Fa sistemare i suoi, tanto altra rimessa qualche metro più in là per il Città di Trapani. Con la battuta di Scaduto interviene ancora Mistretta. Poi Danna prova a liberare e ci riesce. Di Vita. Mistretta di testa dalle parti di Tarantino che però non può arrivare. Allora attenzione alla conclusione da parte di Voltaggio che si spegne alta, però da apprezzare il coraggio del 6 Granata. Conclusione non esaltante ma comunque da annotare. La battuta lunga di Logalbo, prolunga Zora verso Viviano. Il controllo di Avena che però dimentica il pallone, allora Calisti lo gira. Lancio di Tarantino per la corsa di Viviano. Viviano riesce ad anticipare Cascio che però ha un guizzo, l'arbitro però vede un fallo del numero 10. Allora punizione sempre per Cascio che va a lungo da Alessandro. Qui il controllo che non riesce ad Avena, allora Viola. Di Bella alza questo pallone verso Viviano che fa sponda su Viola. Viola prova a girarla ancora sul suo numero 10. C'è il fallo però su Viola. Direttore di gara che non considera l'azione vantaggiosa e allora c'è il calcio di punizione per il CUS a 90 secondi dalla fine del primo tempo. Buona occasione. Sul pallone va Di Bella che come prima si occupa della battuta del piazzato. Ce ne sono 4 in barriera per Zulian. Riprende la rincorsa di Bella.
arriva adesso il fischio. Parte Di Bella che colpisce in pieno il muro. Ancora Di Bella nella seconda chance in avanti. Cerca Viola che aggancia, ma viene poi bruciato da Di Vita. Allora Alongi prova ad andare dall'altra parte. Alongi fermato da Mistretta che la tiene anche in campo. No. E fallo laterale per il Città di Trapani, nonostante le proteste di mister Di Fresco, quando era la battuta scaduto. Ultimi 25 secondi di un primo tempo non spettacolare, pochissime occasioni, anche un gol annullato, se così possiamo dire, anche se l'arbitro ha fischiato prima della conclusione di Alongi per un fallo di mano, mentre qua attenzione dall'altra parte a Viola. Viola resiste, scaduto, gliela mette in calcio d'angolo. Può chiudere il primo tempo in attacco il Cus Palermo con questa opportunità dalla bandierina. Se ne occuperà anche questa volta Di Bella, deputato ai calci piazzati. Direttore di gara che non ha segnalato recupero, quindi si potrebbe chiudere qui il primo tempo, a prescindere dall'esito del calcio d'angolo. Traffico all'interno dell'area di rigore, con Di Bella che la gioca corta su Viviano. Lo scambio che favorisce ancora il numero 7. La palla per Tarantino, è uno schema che però porta il pallone tra le braccia di Zulian. Finisce il primo tempo e 0-0 tra Cus Palermo e Città di Trapani. Poche emozioni in questa prima frazione. Pareggio giusto e 0-0 giusto, almeno per il momento qui dalla Fincantieri. Appuntamento tra qualche minuto per l'inizio della ripresa. Voi restate con noi ovviamente qui su Sportisili, sul nostro canale. Qualora vogliate anche ingannare un po' l'attesa, potrete vedere gli altri contenuti come gli highlights delle gare della scorsa giornata. E ovviamente vi ricordo il programma con la sfida a seguire tra Fincantieri e Junior Sport Lab, valida sempre per il campionato regionale allievi Under 16. A tra poco.
Entriamo in tempo per il secondo tempo qui dalla Fincantieri, scusate, sì, dalla Fincantieri. Secondo tempo tra Cus Palermo e Città di Trapani. C'è subito un fischio da parte del direttore di gara per un calcio di punizione accordato alla squadra granata. 0-0 nei primi 40 minuti. Veramente poco o nulla da segnalare, due squadre che si sono letteralmente annullate a vicenda, giocando anche una partita maschia e con pochissime occasioni. L'unico giallo nell'area di rigore del Cus, quando al minuto 28 una palla che ballava in area di rigore e col tiro di Alongi finito in rete, ma giusto un paio di secondi prima della conclusione del numero 9 ospite è arrivato il fischio per un fallo di mano da parte di un giocatore del Città di Trapani. Qui Cascio a contrasto con Viviano, alla meglio il capitano ospite che esce palla al piede, lancia dalle parti di Gambina, 1 contro 1 con D'Alessandro. Ancora Gambina che ci prova, bravo D'Alessandro a chiudere e ad andare in scivolata verso Tarantino. Viviano controlla, si può girare, la gira in avanti ed Eri però gliela tocca e spazza via dalle parti di Logalbo. Formazioni con il Cus che schiera appunto Logalbo in porta, a destra gioca D'Alessandro in difesa, a sinistra Dan, centrali sono Pirrera e Mistretta, in mezzo al campo Tarantino con Di Bella a fare le mezze ali, Calisti davanti alla difesa, punta Viola, ai suoi fianchi Di Bella, scusate, ai suoi fianchi Zora e Viviano. Zora che sta giocando un po' più avanzato rispetto al primo tempo in cui era Di Bella a fare un po' il tornante più offensivo, mentre qui c'è un fallo su Tarantino, calcio di punizione, formazione del Trapani, la Città di Trapani con in porta Zulian. I difensori sono a destra Scaduto, a sinistra Ederi, i centrali sono Capitan Cascio e Di Vita. In mezzo al campo a destra gioca Daleo, a sinistra gioca Gambina. In mezzo ci sono col numero 8 Santoro, con il numero 6 Voltaggio e poi il numero 10 Avena che gioca, diciamo così, da mezza punta alle spalle del centravanti dell'attaccante centrale Alongi. Zora si libera bene, palla poi in avanti di Di Bella, Viola prova a mettere il piede, ancora Viola che lotta, c'è l'uscita da parte di Zulian senza problemi. In panchina per il Cus Palermo c'è Lo Bianco, poi Tellini, Varrica, Cucchi e Ruffino. Dall'altra parte Mister Minaudo porta con sé in panca il numero 16 Cacio, il numero 13 Culmone, il numero 12 secondo portiere Dulan, il numero 15 Gianmarinaro, il numero 14 Monreale, il numero 18 Peralta. Intanto la conclusione sul fondo di Zora. Si muove qualcosa su entrambe le panchine, vediamo in particolare Ruffino che si sta scaldando per il Cus Palermo. Santoro, Mistretta ancora col tacco, però nuovamente Santoro che la gira in avanti. Mistretta in netto vantaggio, qui a voto la prima volta, non la seconda. Di Bella anticipato, poi il Voltaggio si fa scippare il pallone da numero 7 avversario. Viviano fronte alla porta, Tarantino, tocco per Zora che riesce a controllare nonostante il passaggio molto forte del suo compagno. Ancora Zora, la spallata, la palla finisce fuori, si riparte dal fondo. Zulian gioca vicino su Cascio, quel tocco in avanti di Ederi, trova Calisti. Tarantino di prima cerca Viviano, non lo trova per l'ottimo anticipo di Voltaggio. Poi Gambina cerca la giocata in controtempo, ma la palla esce. Tarantino fa ponte e commette fallo. Calcio di punizione per il Cus. Ricordo che a seguire, sempre su questo campo e sempre sul canale YouTube di Sportisili, potrete assistere alla gara del girone B dello stesso campionato, ovvero sia campionato regionale allievi 2016 tra Fincantieri e Junior Sport Lab, con la capolista del girone B che cerca la 14ª perla del suo campionato. Ovviamente sempre sul nostro canale, ma anche sul sito sportisili.it e sui
Sulle pagine Facebook e Instagram potrete trovare riferimenti non solo alle gare in diretta, ma anche ai highlights delle suddette partite e ovviamente ogni cenno possibile sullo sport siciliano a 360 gradi. Qui intanto Gambina, il cross di Gambina che attraversa tutta l'area di rigore. Prima giocata utile da parte del numero 11 ospite, che però non riesce a trovare nessun compagno né tantomeno la porta difesa da Lo Galbo. Qui Gambina recupera da Alessandro col fallo. Calcio di punizione dunque per il Città di Trapani. Si chiariscono Gambina ed Alessandro. Intervento duro ma non cattivo del numero 2 di Mister Di Fresco. In ogni caso c'è un pericoloso calcio di punizione. C'è la battuta da parte di Santoro col pallone che arriva in aria. Lo Galbo la fa sua senza problemi. Lo Galbo fa salire i compagni, gioca a lungo. Il colpo di testa da parte di Di Vita, poi Tarantino per D'Alessandro. Ancora Di Vita cerca l'anticipo con Zora che va a disturbarlo. La palla finisce in fallo laterale. La battuta di questo fallo laterale affidata a Ederi. Colpo di testa di Viviano, poi il controllo di Gambina che la gira in avanti, riesce addirittura anche a ricontrollarla. Poi Calisti in anticipo su Alongi. Pirrera non benissimo col sinistro, la palla cade dalle parti di Santoro che stacca di testa e favorisce l'intervento di Vultaggio, poi fermato da Leo, ma ancora Città di Trapani in possesso col passaggio stoppato da parte di Scaduto che va a battere il fallo laterale. Santoro la gira, Avena intercetta Mistretta, fallo laterale. Arrivano i primi cambi da una parte e dall'altra. Intanto il Cus che fa staffetta al centro della difesa, fuori Pirrera, dentro Lo Bianco. Cambia anche il Città di Trapani con l'ingresso del numero 18 Peralta. E l'uscita di Daleo. La battuta del fallo laterale, pallone che rimbalza in area, allontana Lo Bianco subito coinvolto. E Viola che si guadagna la rimessa dall'altra parte. Calisti, il controllo di Vultaggio. Poi attenzione, subito coinvolto Peralta, fermato però da D'Alessandro. Adesso Peralta gioca sull'out di sinistra, Gambina viene a destra. Il rilancio di Mistretta, poi Viviano allarga, anzi Zora allarga per la corsa di Di Bella.
il lancio in avanti, però è fuori misura e allora può arrivare senza problemi Zulian. Mister Di Fresco predica calma e dice soprattutto ai suoi ragazzi di gestire meglio il pallone. Qui c'è il pressing di Viola che per poco non la prende. Il controllo di scaduto, poi la palla persa da Gambina, prova a passare dal centro di Bella, Viviano liscia la conclusione, allora prova a ripartire dall'altra parte Avena, fermato da Tarantino, poi ancora Viviano fronte alla porta, allarga bene qui Di Bella, incespica però da Alessandro e la perde. Con calma Lo Bianco, tanti errori da una parte e dall'altra, lo stesso film del primo tempo. Lo Bianco va in profondità da Viola, anticipato dall'intervento in uscita di Zulian. Palla lunga, intercetta Calisti. Tarantino. Il dribbling su Voltaggio, si gioca per il vantaggio, poi Calisti la perde. E poi dribbla bene in mezzo a due, se ne va il capitano del CUS che tocca per Di Bella. Di Bella anche lui raddoppiato e fermato, poi cerca di toccarla per Viola. Viviano fronte alla porta, Voltaggio alla meglio, poi Tarantino si lotta in mezzo al campo. Santoro controlla, Calisti liscia anche lui. Allora attenzione alla ripartenza della città di Trapani con Alongi che fa viaggiare Gambina. Gambina su di lui mistretta. Gambina riesce ad andare via in velocità, attenzione a Gambina, ingresso in area, il cross, Lo Bianco. Pallone allontanato, prova a tenerla in campo senza riuscirci Di Bella, fallo laterale. C'è l'uscita di Di Bella e l'ingresso di Ruffino. Aumenta il tasso offensivo della sua squadra Mister Di Fresco. Dunque dentro Ruffino, che ovviamente passa a fare la punta. Allora con le mani va a battere Scaduto che scambia con Voltaggio, il cross che sorvola la traversa. 13 minuti in questo secondo tempo, si scalda anche Barrica in casa CUS Palermo, mentre è fallo laterale, non rinvio dal fondo. Danna cerca di prolungare Zora che viene anticipato, poi Mistretta, anticipato anche lui da Alongi, altra rimessa sempre per il CUS. La battuta verso Tarantino che cerca la spizzata, viene anticipato da Voltaggio. Lo Bianco, lancio lungo, interviene Ederi, poi Tarantino anticipato, prova ad arrivare a Alongi ma Lo Bianco arriva prima di lui. Poi sbaglia Lo Bianco, allora attenzione alla ripartenza con il tocco per Alongi fronte alla porta. Alongi il tiro, blocca Lo Galbo senza problemi. Danna, tocco per l'avanzata di Zora che sbaglia, poi ritrova il pallone. Ancora Zora, fermato anche questa volta, prova ad uscire, palla al piede, Voltaggio per il Città di Trapani, tocco per Gambina, può avanzare Gambina che cerca di andare sul fondo, lo insegue Danna, Gambina, evitato Danna, sul fondo Gambina, mette al centro, Calisti chiude, poi ancora Gambina, può tornare sul pallone, viene affrontato e la palla viene allontanata da Lo Bianco. La rimessa con la pressione di Ruffino. Poi pallone ancora buono per Peralta, subentra Avena con il tiro, blocca Lo Galbo. Danna, Tarantino può prendere campo, palla al piede col destro, avanza Tarantino, palla in avanti, Ruffino non può arrivare perché spazza prima di lui Scaduto. Danna di testa, Tarantino controlla, la gira, evita col sombrero Santoro, poi torna su di lui.
Palla scodellata dopo il tocco dell'arbitro. Mistretta in avanti. Viola prova a girarla, non ci riesce. Allontana Di Vita, poi Alongi prova a controllare, Calisti non anticipa. Danna di testa. Viola arriva per primo. Tarantino mette giù. Cerca centralmente Viviano. Viviano passa in mezzo a due. Ancora Viviano che avanza. Altro dribbling. Sempre Viviano. Conclusione di Viviano. Palla fuori. Ma bella iniziativa qui da parte del numero 10 del CUS, che però non trova la porta. Qui la palla giocata in avanti. E la chiusura di Mistretta. Rimessa di scaduto. Di testa ancora Danna. Altro fallo laterale qualche metro più in là. La battuta in avanti. Poi il recupero con il cross da parte del solito Gambina. Colpo di testa in due tempi di Lo Bianco. Poi Zora lancia in avanti. Viola anticipato. Poi D'Alessandro interviene su Santoro, anzi su Peralta. Calcio di punizione per il Città di Trapani. Calcio di punizione sul pallone Avena. Direttore di gara che guarda i contatti in area di rigore, chiede l'ok allo Galbo. Dopo la sistemazione della barriera c'è il fischio. Avena scodella, palla sfiorata e poi tocca per ultimo Alongi. Si riparte dal fondo. Lo Galbo va al rinvio lungo verso il centrocampo. La palla che spiove dalle parti di voltaggio che va a vuoto. Poi Di Vita. Zora scivola, poi al duello con voltaggio e lo vince. Tarantino fa sponda su Danna che non controlla bene. Costretto a lanciarla lontano. Prova ad arrivare Viviano sulla palla. Ci arriva il guizzo di Viviano su Di Vita. Ancora Viviano. Prova ad arrivare Ruffino. Ruffino arriva, calcia col sinistro, viene deviato. Poi Di Vita, esce palla al piede, resiste anche ad una carica. Voltaggio, evita Calisti che lo stende. Si riparte dalle retrovie con Di Vita che coinvolge Cascio. Siamo quasi a metà del secondo tempo. Il risultato non si schioda. Ruffino la fa rimbalzare. Arriva prima Voltaggio, poi Zora alimenta. Tocca Ederi. C'è il fallo di Ruffino. Qui Ruffino col pressing, fallo su Cascio. La battuta della punizione con il colpo di testa di Lo Bianco. Zora controlla e gira. Viviano di primo. Viola non ci arriva.
Poi la giocata in avanti da parte di Scaduto, dove c'è il solo Danna che sbaglia però. Avena sventaglia da Alessandro in anticipo su Peralta, può alimentare l'azione d'attacco del Cus. Da Alessandro, tocco per Zora, anticipato ma ancora da Alessandro, vince il rimpalla, adesso Zora col dribbling verso l'interno, il cross col mancino a cercare Ruffino, diventa quasi un tiro, smanaccia in calcio d'angolo Zulian. Occasione. Tentativo dalla bandierina, il primo dall'inizio della ripresa per il Cus Palermo. Con la battuta di Zora. Zora sul secondo palo, lo bianco, arriva Mistretta, il salvataggio miracoloso da parte di Zulian. Attacco che non è finito però, attenzione a Viviano, fermato però. Ma che parata ha fatto Zulian sul colpo di testa di Mistretta, ad un passo dall'1-0 il Cus. La rimessa per il Cus, colpo di testa, poi Viviano. Zora anticipato, altro fallo laterale per la squadra di mister Di Fresco, sì. Con le mani d'Alessandro, Ruffino di testa. Poi Viviano prova a prolungare, ancora a cercare Ruffino e Viola, il pallone per Ruffino, area di rigore, chiuso dall'intervento in diagonale da parte di Scaduto. Si accende la partita, il Cus adesso spinge. Adesso fa muovere anche gli altri elementi della sua panchina mister Di Fresco, mentre la palla viene rimessa in campo. Ruffino prova a lottare, c'è il tocco, poi allontana Ederi dalle parti in cui gravita lo bianco, che colpisce male di testa. Allora attenzione alla ripartenza del Città di Trapani con la corsa da parte di Santoro. Si sgancia anche Gambina, il pallone però arriva con un attimo di ritardo, posizione regolare, e poi allontana Danna. Viola, Viviano pressato, riesce ad andare da Viola, palla in profondità per Ruffino, posizione regolare, l'uscita di Zulian in fallo laterale. Altra occasione potenziale col Cus che adesso spinge alla ricerca del gol del nuovo, o meglio del primo vantaggio di questa partita. Spinta su Zora, calcio di punizione. Piazzato per Salvo Zora. Superata la metà del secondo tempo da 3 minuti. Il Cus cerca l'occasione giusta per colpire, mentre sta per preparare un cambio mister Minaudo, ma dopo la punizione. C'è Zora sul pallone, c'è traffico in area e c'è il fischio dell'arbitro. Zora al centro, deviazione con Ruffino che si accontenta del fallo laterale. Aspetta ancora un po' per il cambio la panchina trapanese, mentre Danna batte con le mani verso Tarantino. Lo scambio con la chiusura di Gambina, poi Ruffino di testa, dove c'è solo maglie granata, però subentra Zora. Zora forse trattenuto, l'arbitro lascia giocare. Allora attenzione dall'altra parte, ma Mistretta chiude tutto e lancia subito in avanti verso Zora che si invola. L'uscita di Zulian. Zulian va alla battuta lunga. Calisti, poi Viviano allarga su Zora. È sicuramente un altro Cus quello degli ultimi 6-7 minuti rispetto a quello visto nell'ora di gioco precedente. Qui attenzione però alla ripartenza di Peralta, chiude lo bianco da Alessandro. Zora prolunga di testa Cascio, poi voltaggio sbilanciato forse da Zora, l'arbitro lascia giocare, allora Zora. Viviano anticipato ancora da Cascio, poi la palla giocata centralmente, cade Tarantino, si apre l'autostrada per Cascio che va in profondità, chiude Mistretta con la collaborazione di Lo Bianco. Lo
Bianco porta a spasso il pallone, poi lancia, la palla esce. Allora c'è adesso sicuramente il cambio per il Città di Trapani, mentre Lo Bianco piegato su se stesso. Intanto c'è un cambio per parte, sicuramente nel CUS entra Varrica al posto di Viola, dall'altra parte entra Cacio. Al posto di Alongi. Per il CUS tatticamente non cambia nulla, con Varrica che si va a piazzare da punta esterna di destra, mentre Cacio si va a portare in attacco al posto di Alongi, che ha lottato ma non ha avuto mai la chance, o meglio una l'ha avuta, ma a gioco fermo. Di Vita allontana il pallone, poi Viviano la mette giù, Viviano fermato da Cascio, fa la giocata lungolinea, sbaglia però Voltaggio, la palla finisce oltre la linea laterale. 13,5 più recupero. È Lo Bianco che batte con le mani, sicuramente cercherà la sponda di Ruffini, sponda che non arriva, poi Zora alimenta, Di Vita la lascia rimbalzare, poi in realtà allontana il pallone perché stava arrivando Varrica, e allora rimessa per il CUS. La battuta lunga, il colpo di testa da parte di Cacio, ancora una volta in fallo laterale. E insiste il CUS. Sempre Lo Bianco con le mani. Pallone che arriva in area, sempre Cacio di testa, poi Calisti con il destro che non è il suo piede. Duello tra Zora e Cascio, Zora di testa, poi Ruffino prova a fare scudo. Zora anticipato da Avena, c'è il contatto. Rimane giù Zora, ma l'arbitro punisce proprio il numero 11 del CUS. Si rialza Zora, tutto ok per lui. La battuta lunga di Cascio, colpo di testa di Gambina, che ha cambiato ancora una volta posizione. Quella battuta lunga, colpo di testa da parte di Avena, poi Peralta, Gambina evita Calisti, finta la conclusione, poi scarica su Peralta, fronte alla porta Peralta, cerca il tiro, la palla si spegne sopra la traversa. Battuta lunga, colpo di testa, poi arriva Di Vita in anticipo sul Ruffino, l'arbitro fischia in favore del numero 4 e contro il centravanti di Casa Cussina, con la battuta di Voltaggio. Lungolinea Ederi, Gambina fa sponda, viene fermato da Lo Bianco, si continua a giocare. Zora col dribbling, poi cerca la palla lunga, interviene Cascio, puntuale, trova anche Gambina, fermato, poi subentra Cacio nell'azione, chiude Calisti, da Alessandro, calcia lungo, cerca Ruffino che va a fare sportellate con Cascio, tiene il pallone in campo Ruffino, ancora il numero 17, interviene Di Vita, il fallo laterale per il CUS. I due centrali
del Città di Trapani sono dovuti intervenire in tandem per andare a fermare Andrea Ruffino. Mentre c'è la battuta, c'è forse un tocco con la mano, l'arbitro lascia giocare. Mentre il direttore di gara va a confrontarsi con mister Di Fresco, invitandolo alla calma. Disperato mister Di Fresco. Mentre D'Alessandro batte ancora con le mani, prolunga Cacio, calcio d'angolo per il Cus che adesso spinge. Ultimi 9 di questa partita più recupero. La battuta di Zora. Mentre tutto solo Mistretta sul secondo, la palla è per lo bianco che può soltanto sfiorare. Mistretta alimenta l'azione con un tiro cross che trova i guantoni di Zulian. Zulian fa salire i suoi compagni. Battuta lunga, lo bianco a contrasto con Gambina, fallo del numero 13 del Cus. Ederi centralmente trova Ruffino. Ruffino la gioca lunga, colpo di testa di Cascio. Poi Santoro allarga dalle parti di Scaduto che lancia in avanti, cerca Peralta al duello con Danna, serie di sportellate tra i due. Alla fine il terzino del Cus mette in fallo laterale e soprattutto fa guadagnare metri al Città di Trapani, che quantomeno allenta la pressione. Addirittura Calisti a recuperare palla per accelerare i tempi della rimessa, e verrà battuta da Scaduto, lunga verso l'area di rigore. Palla che spiove, prolunga voltaggio, poi Cacio prova ad arrivare, ma lo bianco anticipa. Colpo di testa, ancora Cacio in anticipo. E calcio di punizione per il Cus. Lo bianco per il calcio di punizione. Ultimi 7 più recupero. Prima della punizione c'è un cambio per il Cus. Entra Tellini, esce D'Alessandro. Solito cambio sulla corsia laterale. Punizione per lo bianco, che sicuramente andrà molto lungo con i piedi. Da capire anche la segnalazione del recupero. È vero che è ancora presto, mancano 6 minuti e mezzo, ma sicuramente potrebbe essere un recupero abbastanza corposo. Danna evita l'intervento di Santoro, poi va a contrasto e lui l'ultimo a toccare. Rinvio per Zulian. Scaduto, costretto a spazzarla, recupera Tarantino che di testa però non trova i compagni. Avena, avanza Avena, inseguito da Calisti che non gli concede luce per il passaggio. Poi Cacio anticipato da Tellini che lancia subito. Ruffino va fuori tempo, poi colpo di testa di Vita arriva con l'intervento da allontanare Scaduto. Poi Tarantino, non bene neanche questa volta. Santoro riesce a girarla. Danna anticipato da Peralta, ma c'è Mistretta che lancia, prova a far sponda a Viviano che lotta con voltaggio. Subentra anche Varrica che tocca per Zora. Zora recupera palla, guadagna anche fallo laterale. C'è un giocatore a terra, si tratta di Ederi.
Si è rialzato Ederi. Altro fallo laterale, sempre lo bianco a batterlo. Tutto il Città di Trapani schierato indietro. E lo bianco va comunque verso l'area. Cascio di testa. Zora verso l'area di testa Cascio, poi altra deviazione. E Cus ricacciato indietro. Ultimi 4 minuti in corso, poi solo recupero per capire se si schioderà. Lo 0-0 qui alla Fincantieri, di testa Voltaggio, fallo laterale per il Cus. Macchina Città di Trapani che protesta per un mancato fallo. Cascio. Avena può solo prolungare. Mistretta, controllo e calcio lungo. Cascio ancora una volta interviene. Poi Tarantino, in mezzo a due non riesce a passare. Passa invece Peralta, che tocca per Avena. Palla in profondità per la corsa di Gambina. Un po' scoperto il Cus da quella parte. Gambina non arriva sul pallone. Mister Minaudo opera il cambio anche per spezzare un po' il ritmo, anche per fare rifiatare i suoi ragazzi. Un cambio per parte, perché Mister Di Fresco ne approfitta per mandare in campo Cucchi al posto di Calisti. Dall'altra parte invece entra Monreale ed esce Gambina. Sicuramente uno dei più pericolosi, forse un po' stanco, il numero 11 del Città di Trapani. Con le mani Tellini, colpo di testa di Voltaggio, ricacciato ancora indietro il Cus, altro fallo laterale. Con Tellini ancora con le mani, ancora a cercare Ruffino, questa volta regge l'urto, poi Avena lancia lontano, Lo Galbo chiama a gran voce il pallone, lo fa suo, fa salire i compagni, attende che Ruffino vada su, la palla sarà presumibilmente per lui. Barrica la fa rimbalzare, poi vince un rimpallo, arriva Danna ma arriva prima di lui Peralta, rimessa per il Cus in zona d'attacco. Mistretta, il tocco che alla fine passa per Viviano. Viviano, tocco per Zora, Zora non riesce a controllare bene, allora ricacciato ancora indietro. L'11 di Mister Lo Bianco, scusate, di Mister Di Fresco ovviamente, Lo Bianco è uno dei centrali. Fallo laterale per Tellini. Ultimo minuto che sta per iniziare. Colpo di testa, poi quello di Avena. Tellini al contrasto con Monreale che subisce il fallo secondo l'arbitro, anzi no, commette fallo. Un po' di confusione in campo, l'arbitro ha segnato punizione al Città di Trapani e siamo negli ultimi 40 secondi, poi solo recupero da qui alla fine. La battuta lunga. Qui il tocco di Tarantino, alla fine Tellini risolve. C'è un fischio in favore del Città di Trapani. Punito forse Varrica, 4 minuti di recupero intanto segnalati. Fischio misterioso.
La battuta di questo calcio di punizione verrà affidata ad Avena, mentre è iniziato a 30 secondi il recupero. Un po' di movimento all'interno dell'area. Battuta che parte, colpo di testa di Mistretta, poi pallone che rimane buono per Voltaggio, allontana la difesa e Viviano che può partire in contropiede, ma viene subito chiuso da Cacio, poi va a contrasto con Avena e poi c'è il fischio. Avena si ferma e guadagna fallo. Uno, Marco! Occhio al calcio di punizione. Avena per gli ultimi 2 minuti. Il solo Barrica a mettersi in barriera. C'è tanta tensione, anche un po' di confusione in campo da entrambe le parti. Avena è pronto a battere, l'arbitro fischia. Avena con questa rasoiata che rimane in area di rigore. Attenzione, Voltaggio la tiene, Voltaggio la gira e c'è il gol del Città di Trapani all'82esimo. Il gol di Voltaggio, incredibile, alla Fincantieri, con la rete dell'1-0 della squadra ospite che si porta in vantaggio proprio nel finale con Voltaggio. Incredibile. A 2 minuti dalla fine il gol. La battuta lunga intanto direttamente tra le braccia di Zulian, che adesso ha tutto fuorché fretta, giustamente. Tanto la battuta, Cucchi tocca Zora in avanti, allontana la difesa del Città di Trapani, poi ulteriormente spazzato da Peralta. Mistretta non vuole perdere tempo, la controlla e la lancia subito. Tarantino arriva con un attimo di ritardo, poi c'è lo scontro. Calcio di punizione giallo per Voltaggio. Chiamato anche, chiamata tutta la squadra in area di rigore, ultimi secondi. Mistretta alla battuta verso l'area di rigore, il colpo di testa da parte di Lo Bianco, blocca Zulian. Ultimi istanti. La battuta di Zulian. Tocca Tellini, poi Tarantino fa rimbalzare ma viene anticipato da Peralta. Mistretta, calcia lontano, Barrica non può arrivare, Di Vita la fa scorrere dalle parti di Zulian che la fa uscire. Direttore di gara che guarda il cronometro, 35 secondi, oltre il quarto minuto di recupero. Batte Di Vita, non c'è nessuno però a raccogliere, allora buon gioco Monreale per il Città di Trapani che può allontanare la minaccia. Tellini la tocca, la recupera, va da Zora, lancio di Zora, interviene Voltaggio con la palla che finisce in fallo laterale, ma è finita la partita. Ha vinto il Città di Trapani che espugna il campo del CUS Palermo, vittoria pesantissima per la squadra di mister Minaudo, che coglie 3 punti d'oro grazie alla zampata al secondo minuto di recupero da parte di Voltaggio. Finisce dunque 1-0
in favore della formazione ospite, che adesso torna a Trapani con i 3 punti. Appuntamento tra qualche minuto per Fincantieri Junior Sport Club. Grazie per averci seguito, continuate a seguirci su Sportisili ovviamente. A breve la diretta del secondo match in programma. A tra poco.